All'orizzonte una grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria, illuminando la nostra vita. Chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Da mille strade arriviamo a Roma, sui passi della fede, sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura e da questo cielo. Per il mondo intero è vivo oggi l'uomo vero, Cristo tra noi, siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Città di chi ha versato il sangue per amore ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire seguendo Cristo insieme a Pietro, rinasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi, siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Uccisa la vita vinta, Pasqua in tutto il mondo, un vento soffia in ogni uomo, lo spirito fecondo che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, sotto lo sguardo di Maria, comunità, siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Passato di secoli di storia, di vite date per amore, di santi che han creduto, di uomini che ad alta quota insegnano a volare, di chi la storia sa cambiare come Gesù, siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. È giunta un'era di primavera, è tempo di cambiare, e oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare, per
siente primavera, el tiempo de cambiar. Hoy es el día siempre nuevo para recomenzar. Cambiar de ruta y con palabras nuevas, cambiar el corazón para decir al mundo, a todo el mundo, Cristo Jesús. Bajo la misma luz, bajo su misma cruz, cantamos a la voz. Insieme. La morte uccisa, la vita vinto,
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Vi saluto tutti, cari fratelli e sorelle, piccoli e grandi. Un saluto tutto particolare ai chierichetti, di chierichetti, ministranti e tutti coloro che li accompagnano, i sacerdoti che vedo numerosi, gli animatori, i genitori, accompagnatori. Grazie della vostra presenza, è sempre un bel momento questo qui in cui ci si ritrova insieme e si riempie la chiesa cattedrale della vostra presenza. Iniziamo la Santa Messa, siete abituati, ormai sapete bene perché è questo il vostro compito di essere presenti vicino all'altare nella celebrazione eucaristica e quindi ci prepariamo proprio bene a viverla nel modo più giusto, come un incontro con il Signore, con la sua parola e con il pane di vita che è l'Eucaristia. Chiediamo umilmente il perdono e la misericordia del Signore. Signore, nostra Pasqua, Kyrie, Kyrie, eleison. Insieme. Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo, nostra pace, Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Signore, nostra vita, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. O Dio, che nella solennità della Pasqua agisci per la salvezza del mondo, continua ad elargire alla Chiesa la tua benevolenza, perché fedele ai tuoi comandamenti nella vita presente possa giungere alla pienezza della gioia eterna per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Il sabato seguente, quasi tutta la città di Antiochia si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: era necessario che fosse proclamata prima di tutti a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Nell'udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Parola di Dio. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, dice il Signore, e conoscerete la verità.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Parola del Signore. Carissimi, le letture che abbiamo ascoltato non erano proprio facili, però qualcosa possono suggerirci. Vi dico 3 pensieri. I primi 2 partono proprio da parole che abbiamo sentito. Il primo parte dalle parole che sono state lette quando abbiamo cantato l'Alleluia. Non ve le ricordate, ma le ripeto, sono brevi. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, dice il Signore, e conoscerete la verità. Se rimanete nella mia parola, sarete davvero miei discepoli e conoscerete la verità. Preparandomi e leggendo queste parole ho detto, ma qui si parla dei chierichetti, dei ministranti. Se rimanete vicino a me, se rimanete accanto a me, siete miei discepoli, conoscerete la verità. Chi è che rimane più vicino al Signore? Uno dice, il prete, il Papa, però se proviamo a pensare, fra le persone che partecipano, ad esempio, alla liturgia, chi rimane più vicino a Gesù? I chierichetti? Ministranti, le chierichette. Ecco, io credo proprio che l'ho sempre detto, cioè i chierichetti, voi avete questo dono. Uno dice, è una fortuna. Certo è una fortuna, perché è un dono di essere i più vicini nella celebrazione liturgica a Gesù. E proprio per questo avete anche la possibilità di conoscerlo di più, di diventare di più suoi amici. Essendo più vicino a una persona, conosci di più, sei più in familiarità e sei più in intimità con lui. Ecco, allora un primo pensiero. Io ci ho mai pensato di avere questo dono? Vado chierichetto perché mi piace, ma c'è questa cosa molto bella, questo dono, sono più vicino a Gesù. Ho la possibilità più di altri
di conoscere Gesù, di essere vicino a Lui. Anche quelli in fondo alla Chiesa, ma a volte quelli in fondo alla Chiesa vanno sì un po'. No, io sono più vicino e ci tengo. Ecco, il primo pensiero è proprio questo: ho questo dono. I chierichetti hanno questo dono, è vero. Io quando ero chierichetto avevo questa intuizione e mi piaceva particolarmente. Ecco, non è che però capiti sempre, a volte può capitare che qualcuno lo faccia distrattamente e che si senta dire come a Filippo nel Vangelo: Filippo, è tanto tempo che sei con me e non mi conosci ancora. Non sarebbe bello che un chierichetto e una chierichetta si sentissero dire da Gesù: sei tanto tempo che sei vicino a me, che sei il più vicino e non mi conosci ancora, non sei ancora diventato mio amico? No. Allora, ho questo dono, Signore, aiutami a diventare sempre più tuo amico. Ecco il primo pensiero, che mi pare molto bello. Un secondo pensiero ci viene proprio dalle ultime parole del Vangelo che abbiamo ascoltato. Qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò. Se mi chiedete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Mi pare che ci sia un legame. Stando vicini a Gesù, non solo si può conoscerlo meglio, non solo si può diventare suoi amici, di più magari di chi sta lontano, ma anche abbiamo la possibilità, il dono di parlargli, di pregarlo. Qualunque cosa chiedete nel mio nome, io la farò. Gesù ci promette che se gli chiediamo qualcosa di buono, di bello, Lui ci ascolta. E quando c'è una persona importante, chi è più vicino può parlargli, può chiedergli una cosa, ed è così anche per noi. Ecco allora il secondo pensiero: abbiamo il dono di essere più vicini a Gesù, di conoscerlo meglio. Certo, cerchiamo proprio di mettere a frutto questo dono. Secondo, abbiamo il dono di essere più vicini e quindi anche di potergli parlare, di poterlo pregare, perché può capitare qualche volta che un chierichetto e una chierichetta facciano il servizio all'altare, ma non si accorgano neanche di essere vicini a Gesù. Magari alla fine della messa, se uno gli chiedesse: ma tu hai detto qualche parolina di grazie a Gesù? Gli hai parlato della tua famiglia chiedendo che la benedica? Gli hai chiesto di aiutarti ad essere più amico? Ma no, non mi sono neanche ricordare. No, se sei vicino impara anche a pregare. Impara anche a pregare. Il Signore ci ha promesso di ascoltarlo, che ci ascolta. Ma mi è venuto anche un terzo pensiero che non c'è immediatamente nelle letture. Se chiediamo qualcosa a Gesù, Egli ci ascolta, ce l'ha detto e ripetuto. Ma se è Lui che ci chiede qualcosa, noi siamo capaci di ascoltarlo? Siamo capaci di dirgli: sì, eccomi, sono qua? Così ha fatto, vi ricordate, Maria. Così ha fatto Maria, ma così hanno fatto anche tanti altri cristiani discepoli che hanno sentito che il Signore rivolgeva loro un appello, una chiamata, si dice anche una vocazione, e gli hanno detto: eccomi, sono qua. E il Signore ci parla, noi siamo vicini a Lui, noi possiamo parlargli, ma anche Lui ci parla e ci chiede magari di essere più generoso, più generosa, più servizievole. Ci domanda di essere più capace di aiutare chi è nel bisogno, magari a cominciare da casa nostra e poi anche con gli altri. Ci domanda di essere più suoi amici, ci domanda delle cose. Il Signore ci rivolge degli appelli. Eccomi. Ah, che bello.
Se il cuore di un ragazzino, di un bambino, di una bambina, di un ragazzino, di una ragazzina fossero capaci di dire prontamente: eccomi, sono qua. Domandami e io sono qua. Ecco, per questa strada noi impariamo a riconoscere e ad accogliere la chiamata del Signore, che magari fa 1 anno, fa 3 anni, 4 anni, diventerà più precisa, ma se non comincio adesso da bambino, da piccolino, non sarò mai capace. 3 pensieri molto semplici. Tu, chierichetta, ministrante, hai il dono di essere più vicino a Gesù, di conoscerlo di più, di essere più suo amico. È un dono grande, grazie Gesù, aiutami proprio ad approfittare di questo dono. Secondo, proprio perché sono più vicino posso parlarti di più, posso anche pregarti di più. Insegnami a pregare, durante la messa, ma anche fuori. Terzo, io ti parlo e tu mi ascolti, ma anche tu mi parli, io sono capace di ascoltarti. Fa che io sia capace di ascoltarti e di dirti: eccomi. Ecco, facciamo nostri questi pensieri, magari in qualche istante di silenzio rivolgiamo al Signore un'invocazione, una preghiera, quello che ci sembra più giusto chiedergli dopo che abbiamo fatto queste piccole riflessioni. Rivolgiamo ora la nostra preghiera a Dio nostro Padre, sapendo che Egli ascolta la nostra voce e non farà mai mancare niente a noi, Suoi figli amati. Uniamo le nostre voci dicendo: ascoltaci Signore. Ascoltaci Signore. Per la Chiesa, imparando dagli Apostoli ad essere sempre più casa, accogliente per ogni uomo, si lasci guidare dal Signore risorto, che non fa mai mancare il suo amore. Preghiamo. Ascoltaci Signore. Per tutti gli uomini che, in varie parti del mondo, soffrono la guerra, fa crescere la pace anche dove sembra impossibile, perché finiscano le ingiustizie e si possa costruire una fraternità vera e sicura. Preghiamo. Ascoltaci Signore. Per i seminaristi, e in particolare per Don Federico, che il 25 maggio verrà ordinato prete. Dona in abbondanza il tuo Santo Spirito, perché sappia sempre annunciare il Vangelo nella gioia e cresca nel dono di sé alla Chiesa. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i chierichetti e i ministranti, nello stare accanto al Signore Gesù che si mostra sull'altare, imparino a seguire la vocazione che tu vuoi per la loro vita. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per le nostre parrocchie, sostenute dalla presenza dello Spirito Santo, siano sempre luoghi dove anche noi possiamo sentirci accolti e cercati e così potremo portare il nostro servizio sempre più disponibili. Preghiamo. Ascoltaci. O Padre, tu sei buono verso tutti e la tua tenerezza si espande su ogni creatura. Guarda e ascolta il tuo popolo che esulta per la rinnovata speranza donatali dal Cristo risorto e di vive e regna nei secoli dei secoli. Solo una goccia hai messo fra le
una pioggia diventerà e la terra feconderà. Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai. Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. Ecco queste mani, puoi usare se lo vuoi per Benedetto sei tu, Signore Dio glorioso, per la tua bontà abbiamo ricevuto la spirito della vita e del lavoro dell'uomo. Le nostre gocce pioggia fra le mani tue saranno linfa di una nuova civiltà e la terra preparerà la festa del pane che ogni uomo condividerà. Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai. Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai. Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Da questo momento possiamo seguire con attenzione la preghiera eucaristica dal foglietto. Daremo tutti insieme le parole scritte in grassetto. Ti ringraziamo, Padre Santo, perché ci hai chiamato alla vita e ci hai promesso la risurrezione e la felicità eterna. Hai risuscitato il tuo Figlio Gesù, vincitore della morte, e anche a noi hai promesso di dare una vita nuova, senza paure, senza dolore e sofferenza alcuna. Per questo, lieti e riconoscenti, ci uniamo a quanti in tutto il mondo credono in te e con gli angeli e i santi del cielo cantiamo l'inno della tua lode. Santo, 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 Signore Dio dell'universo, Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Padre veramente santo, pieno di bontà e di amore verso tutti, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché ci hai donato il tuo Figlio Gesù. Con le sue parole e le sue opere, egli ci ha portato il lieto annuncio di una vita nuova senza fine nello splendore del suo regno. Nella sua morte e risurrezione si è fatto nostro pastore per condurci a te sulla strada dell'amore. Ora Gesù ci raccoglie attorno a sé alla stessa mensa perché facciamo ciò che egli stesso fece con i suoi apostoli. Padre Santo, manda il tuo Spirito a santificare questo pane e questo vino perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. La sera prima di morire per noi sulla croce, egli raccolse a mensa i suoi discepoli per l'ultima cena. Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Poi disse loro: fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Ed ora siamo qui riuniti come una sola famiglia davanti a te, o Padre, per ricordare con gioia ciò che Gesù ha fatto per la nostra salvezza. In questo santo sacrificio che Egli ha affidato alla tua Chiesa, facciamo viva memoria della sua morte e risurrezione. Accogli, o Padre, con il sacrificio di Gesù l'offerta della nostra vita. Gesù è morto per noi e tu lo hai risuscitato. Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. Gesù vive con te nella gloria e resta sempre in mezzo a noi. Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. Egli verrà nell'ultimo giorno e non ci sarà nel suo regno né peccato, né morte, né pianto, né pena alcuna. Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. Padre Santo, ci hai chiamato a questa mensa nella gioia dello Spirito Santo per ricevere il corpo e il sangue di Cristo. Con la forza di questo cibo donaci di vivere sempre nella tua amicizia. Ricordati del nostro Papa Francesco, del nostro Vescovo Corrado e di tutti i Vescovi della tua Chiesa. Riempi il cuore e la mente dei tuoi figli, perché sappiano donare a quanti sono turbati e tristi la gioia di queste feste pasquali. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Concedi a tutti noi di partecipare alla festa eterna del tuo regno con la Beata Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, e con tutti i santi. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dopo la grande preghiera eucaristica, uniamo le nostre voci
e insieme cantiamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. La comunione verrà distribuita davanti all'altare del Santissimo, dal primo altare delle navate laterali e dalla scalinata della sacrestia per i celiaci. Ci avviciniamo con calma e in preghiera al sacerdote più vicino e ci prepariamo all'incontro con Gesù risorto, unendoci nel canto Verbum Panis e negli altri canti che troviamo nel foglietto.
Nel tuo silenzio accolgo il mistero, venuto a vivere dentro di me. Sei tu che vieni, o forse è più vero che tu mi accogli in te, Gesù. Sorgente viva che nasce nel cuore, è questo dono che abita in me. La tua presenza è un fuoco d'amore che avvolge l'anima mia, Gesù. Ora il tuo spirito in me dice Padre, non sono io a parlare, sei tu. Nell'infinito oceano di pace, tu vivi in me, io in te, Gesù. Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera. Il memoriale della Pasqua che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità, per Cristo nostro Signore. Vescovo Corrado, al termine di questa bella messa che abbiamo celebrato insieme, desidero salutarla a nome di tutti i chierichetti e i ministranti della nostra diocesi di Vittorio Veneto. Quando viene nelle nostre parrocchie per le cresime o altre celebrazioni, in sacrestia ha sempre un occhio di riguardo e una parola buona per noi. Di casa in casa. Questo è il tema del Palio dei Chierichetti di quest'anno e della nostra festa. Oggi ci sentiamo a casa in questa cattedrale, insieme a lei, e desideriamo esprimerle il nostro grazie, con 3 piccoli doni che ci hanno accompagnato in questa mattinata. Noi chierichetti, ascoltando la testimonianza di Don Federico Amianti, a pochi giorni dalla sua ordinazione sacerdotale, abbiamo ricevuto un mattoncino e l'invito a costruire con il Signore Gesù il nostro futuro. Le nostre amiche chierichette, ascoltando la testimonianza di Suor Giada Gazziola, hanno costruito un cuore con un tovagliolo di carta, perché seguire la propria vocazione è anzitutto scoprire la bellezza di essere amati e di imparare ad amare. Il segno che ha accompagnato la riflessione dei nostri genitori e animatori è stata una tovaglia, un oggetto semplice ma fondamentale per sentirsi a casa. Le consegniamo questi piccoli segni e le chiediamo di accompagnarci con la sua preghiera. Beh, avete detto giusto che quando vengo a celebrare la messa nelle parrocchie, cresimo o altro, l'incontro con i chierichetti è una delle cose più belle che vivo, e dedico anche tempo, e qualche domanda, ecco, mi piace, una delle realtà proprio più belle. Ci vedremo il pomeriggio perché
quest'anno non facciamo la messa il pomeriggio ma prima di pranzo, e quindi il premiazione e tutto il resto. Ieri Don Davide è venuto su in castello, mi ha fatto firmare tutti i diplomi, quindi ma l'ho firmato con gli occhi chiusi, non ho voluto sapere chi fosse il primo o il secondo. No, lo so, ma sarà un po' di sorpresa ancora alcune ore. Mi ha detto che chi è stato classificato bene ha fatto un lavoro molto bello, e tutti quanti hanno messo proprio buona volontà e anche fantasia nel svolgere quei lavori, gli impegni che sono stati fatti. Quindi grazie a tutti coloro che hanno accompagnato i ragazzi e i chirichetti e le chirichette in questo lavoro, quindi grazie a voi cari animatori, molto importante la vostra presenza, perché senza di voi a volte i chirichetti sarebbero magari numerosi ma rischierebbero di essere come un gregge senza pastore, quindi è importante che ci siano dei bravi animatori che dedichino tempo, affetto, energie anche a questo servizio. I frutti si vedranno, ma sicuramente si vedranno. Chiediamo la benedizione del Signore su tutti voi che avete partecipato, su tutte le vostre famiglie, su tutte le vostre parrocchie. Il Signore sia con voi. Dio che nella risurrezione del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione e ha fatto di noi i suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Il Redentore che ci ha donato la libertà senza fine vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi, che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Prima del canto finale solo qualche indicazione, adesso usciremo in processione solo con i sacerdoti concelebranti, i ministranti di San Vendemiano che ringraziamo e il Vescovo. Dietro di noi poi possono accodarsi tutti i chierichetti, ministranti, accompagnatori. Giunti in seminario ci togliamo le vesti liturgiche e ci prepariamo per la pasta asciutta. Allora, l'operazione ecco, sento qualcuno di particolarmente contento. L'operazione pasta asciutta funziona così. Sotto il porticato c'è una porta con scritto un cartello, insomma, dove c'è la distribuzione della pasta, si entra, si prende il piatto di pasta e poi si esce direttamente sul retro del seminario e poi si può mangiare su tutti gli spazi del seminario, insomma, nei cortili esterni. E poi continueremo con il nostro pomeriggio insieme. Ringraziamo anche il mini coro di San Vendemiano che ha animato per noi. Grazie. Mio Dio,
Spiritus.